Un colosso di 8,5 metri di altezza, un telamone immenso che nasce dall'accorpamento di alcune grandi statue, le stesse che erano sistemate tra le colonne del famoso tempio di Zeus Olimpio, di cui sono giunte a noi solo le rovine. Nella valle dei templi di Agrigento è appena stata completata la ricostruzione della figura simbolo della potenza di Zeus, che secondo il mito costrinse i giganti sconfitti a sorreggere in eterno il peso del tempio a lui dedicato. Lo svelamento del telamone si terrà giovedì 29 febbraio alle ore 11 nella Valle dei Templi. Saranno presenti il presidente della regione siciliana Renato Schifani, l'assessore regionale a beni culturali Francesco Paolo Scarpinato, il direttore del parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi Roberto Sciarratta e il sindaco di Agrigento Miccichè, il prefetto di Agrigento Filippo Romano, il curatore del progetto di musealizzazione Carmelo Bernardo e l'esperto scientifico del progetto Alessandro Carlino. Il colosso poggia su una struttura in acciaio Corten che supera da sola 10 metri e è stato realizzato combinando blocchi originali e frammenti scoperti già nel 1920 e conservati nell'area del tempio che appartenevano a diversi telamoni. Sarà il cuore di un'imponente operazione di musealizzazione dell'intera area sulla base degli studi condotti da alcuni anni dal Parco della Valle dei Templi con l'Istituto Archeologico Germanico.